è uno striscione, dice siamo qui, è un video, dice che io sto qua in Brasile ancora a parlare del Napoli, e qualcuno dirà chissà pezza cava, capa, io l'ho persa già una vita, su anni, Nino, per piacere, no, già parlai, devo commentare rapidinho, rapido, questa vittoria del Napoli per 2-0 contro il Sassuolo, che è la Juve B, ragazzi. A parte gli scherzi, gol di Ounas e Insigne, due perle dei nostri Bascignos, i nostri piccoletti, e mi fa piacere anche che ha segnato Ounas, perché comunque, ragazzi, sono un bel po' di partite, anzi secondo me a me gioca titolare in campionato, a me non è mai partito, forse una volta con Ancelotti, questa è la seconda volta, però comunque ha fatto una bella prestazione oggi. Ragazzi, che dire, Ospina, il nostro portierone, anche, che ha dimostrato di essere portierone che fa da Napoli, adatto a Napoli, senza nulla togliere a Meret, che comunque quando si riprenderà vediamo un po' se riuscirà a ritornare a prendersi il posto da titolare. L'importante è che teniamo buoni portieri, insomma, perché la difesa sta reggendo, non stiamo subendo gol, questa è ancora una partita senza subire gol. Ovviamente dopo la vittoria contro il Liverpool penso che oggi abbiamo messo la ciliegina sulla torta, rimanendo attaccati alla vecchia signora. Hanno vinto un po' tutte, quindi era una partita da vincere, 3 punti importantissimi, tutte le grandi hanno vinto, stanno tutte lì attaccate. E ragazzi, che dire, ci sarà la polenta, stai dicendo, ci sarà la sosta la settimana prossima per la nazionale, parleremo dell'Italia e non c'è tanto da dire. Dopo pubblicherò anche i gol, se YouTube me lo permette, ragazzi. E forza Napoli, ancora qui con il fischietto della samba. E niente, ragazzi, mettete mi piace, collocatemi, iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere. E ancora una volta forza Napoli, ci vediamo col prossimo video, parleremo dell'Italia, questa Italia che ce ne fotte, basta una Napoli vince. Ciao e forza Napoli.